Al via il progetto Supreme, riunione operativa ieri a Naro alla presenza del sindaco onorevole Maria Grazia Brandare e dei vertici delle cooperative che svolgono il servizio. L'iniziativa mira a prevenire e contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo e ghettizzazione dei migranti attraverso la promozione di interventi tra le varie istituzioni coordinati e la cooperazione tra i diversi attori a livello nazionale e locale, che ha come finalità la lotta al caporalato con l'attivazione di servizi in ambito sanitario e soluzioni di trasporto e di mobilità per migliorare l'autonomia dei lavoratori migranti. Per essere corretti siamo stati individuati dall'assessorato regionale alla famiglia e per questo siamo grati, perché è un buon viatico per la nostra collettività. Perché la nostra amministrazione si caratterizza, la cifra di questa amministrazione è il green, la cifra di questa amministrazione sono gli anziani, i bambini e i più deboli, e quindi insomma poter essere messi nella condizione di dare una mano d'aiuto a chi ha più bisogno, a chi è stato meno fortunato, per noi è una cosa importantissima. Se mi permette, colgo l'occasione per dire che a parte il fatto che conosco bene la cooperativa che se ne occuperà e conosco anche la loro serietà, noi quest'anno vogliamo dare un segnale forte anche da un punto di vista culturale, e grazie alla collaborazione con la cooperativa locale che si occupa di minori non accompagnati, la Grande Famiglia, realizzeremo il presepe dell'accoglienza, proprio per dare l'idea, il significato, il simbolo di che cosa significa accoglienza e di che cosa significa tendere la mano al fratello. Sì, sulla provincia di Agrigento sono stati identificati 5 comuni: Naro, Canicattì, Campobello di Licata, Ribera, Caltabellotta. Ecco, fattivamente come verrà utilizzato? È stato praticamente pensato ad un trasporto dei lavoratori migranti stagionali con un pulmino, con autista e mediatore culturale. Dopodiché ci sarà un'equipe composta da uno psicologo, il medico, un operatore legale e mediatore, che sarà a supporto di chi avrà bisogno di consulenza psicologica o legale. Un ringraziamento va in primo luogo all'assessorato regionale alla famiglia, che ci ha dato questa opportunità e che ha avuto un pensiero verso questi soggetti fragili. Il progetto coinvolge diversi centri della nostra provincia. Il progetto coinvolge esattamente 5 comuni dell'Agrigentino, quindi Naro, Campobello di Licata, Canicattì, e dall'altro versante abbiamo Ribera e Caltabellotta. Quindi il nostro obiettivo è di supportare questi ragazzi migranti che in questo momento si spostano nelle aziende come braccianti e dare appunto loro il sostegno che spiegava prima il coordinatore del progetto, Angela Natoli.